Il Veneto è sempre una regione in cui c'è un ampio spirito di autoimprenditorialità, che è un grande valore che fa parte del nostro tessuto sociale, e noi come associazione cerchiamo sempre di preservarlo lungo due direttrici: una nelle scuole, cercando di portare i giovani e di coinvolgerli rispetto a questo principio, al fare impresa, alla bellezza di generare valore, e l'altro invece cercando di finanziare con fondi regionali piuttosto che appunto con fondi nazionali l'apertura di nuove imprese, piccole o grandi che queste possano essere. L'Assemblea dei Soci 2023 di Confapi Venezia, dal titolo Prospettive, Trend e Scenari Economici 2024, svoltasi all'Heritage Tower di Marghera, è stata l'occasione per illustrare il lavoro svolto dall'Associazione delle PMI della città metropolitana a favore della crescita e dello sviluppo del territorio in un periodo storico che sta mettendo a dura prova le imprese. Presenti tra gli altri anche gli assessori Donazzane e Venturini. È un mercato del lavoro ancora vivace e positivo, cioè il saldo occupazionale sono più gli assunti, per capirci, che non chi ha cessato il proprio percorso di lavoro, è molto buono, stiamo parlando di 45.000 persone come saldo positivo. Però si è rallentato soprattutto nell'ambito del manifatturiero, dell'industria e anche dell'industria di pregio, quella della filiera Made in Italy. E quindi questo rallentamento deve essere guardato con attenzione. Bene la legge sul Made in Italy che è stata approvata alla Camera dei Deputati la settimana scorsa, bene la strategia del ministro Urso e del governo Meloni sulla valorizzazione delle filiere di valore, il gioco di parole, perché queste portano anche occupazione di grande qualità. È un mondo nuovo rispetto a quello che conoscevamo prima della pandemia. Devo dire che il nostro Veneto, per fortuna, ha delle imprese che sanno con flessibilità adattarsi alle sfide del futuro, però dall'altra parte vanno anche aiutate.